I dati dell'indagine congiunturale presentata da ANCE Veneto sono preoccupanti. Al sesto anno di flessione l'edilizia è praticamente all'anno zero. Una crisi partita prima nella nostra regione. Già nel 2007 c'erano le prime avvisaglie che l'anno scorso ha visto un calo degli investimenti in costruzione del 5,7%, mentre quest'anno si prevede un ulteriore calo del 4,1%. Dal 2007 il comparto ha perso il 30% dei volumi produttivi, circa 6 miliardi di euro, oltre 33.400 occupati e circa il 20% delle aziende hanno chiuso. Il settore è a rischio default, il default è stato annunciato in una richiesta di crisi al governo da parte di ANCE Nazionale, quindi la situazione è veramente drammatica. Un calo su più fronti, da quello delle mancate opere infrastrutturali a quelle delle opere minori, altro nodo da sciogliere, i vincoli dei patti di stabilità dei comuni che non possono pagare le imprese. È fondamentale che vengano garantiti i pagamenti. Nel momento in cui io, come abbiamo sentito prima, stipulo un contratto a fronte di dati certi di pagamenti, è giusto che il mio committente mi paghi. Calo drastico del 32% anche nella compravendita, in testa Rovigo con meno 0,8%, seguono Verona con meno 5,2%, poi Treviso con meno 3,2% e Padova con meno 2,6%. A far da sfondo alla crisi il rubinetto delle banche che rimane saldamente chiuso ed anzi in alcuni casi chiede alle aziende di rientrare dall'esposizione bancaria. Molte le cose possibili da fare, dal mettere in circolazione 524 milioni di euro dei fondi strutturali alla riduzione dei tempi di attesa per i pagamenti e ancora. Per riattivare il settore cosa sarebbe necessario? Intanto pagare le imprese.